Tutto pronto per la terza corsa, un confronto per discreti cavalli di 3 anni. Si va in partenza. All'1 Giacinto SL, Roberto Vecchione, 2 Galassia Bug, Edoardo Baldi, 3 Guisarda ASM, VP dell'Annunziata, 4 Grace di Casei, Andrea Farolfi, 5 Gordon Robin, Antonio Di Nardo, 6 Grullo Clan, Francesco Facci. Macchina raccoglie i concorrenti sulla curva di destra, favorito Giacinto SL poco sopra la pari. Grullo Clan l'alternativa, vicina nella valutazione anche Guisarda ASM. Macchina che accelera e va per lo stacco. Galoppa Giacinto SL. Al comando prova ad andare Guisarda ASM scavalcando Galassia Bug, che ovviamente è accondiscendente, passa. Guisarda ASM a condurre. Dopo 100 metri è in vantaggio. Seconda posizione per Galassia Bug che precede Grace di Casei, all'esterno è Grullo Clan che precede Gordon Robin, si è rimesso in coda Giacinto SL. 200 iniziali in 15,6, si viene al passaggio davanti alle tribune con Guisarda al comando nei confronti di Galassia. Cerca di passare in terza posizione al largo Grullo Clan che si porta in scia Gordon Robin, allo steccato rimane Grace di Casei. 31,7 il primo quarto di gara, molto tranquillo, portato a casa da Guisarda ASM che sulla curva di destra continua a guidare indisturbata nei confronti di Galassia Bug, Grullo Clan, poi ancora Grace di Casei, Gordon Robin. Sulla retta opposta alle tribune Grullo Clan si parcheggia in corda in terza posizione avanti a Gordon Robin dopo 800 metri passati in 1, 3 e 4. Si va sulla curva di sinistra con Guisarda SM al comando nei confronti della fila indiana. Galassia Bug in seconda posizione avanti a Grullo Clan che ora rompe gli indugi al chilometro passato in 1, 19 e mezzo e sposta all'esterno. Al comando Guisarda SM che inizia ad accelerare in progressione vista arrivare al largo la sagoma di Grullo Clan. In corda rimane sempre Galassia Bug, poi Gordon Robin, quindi Grace di Casei, 14,7 sotto alle tribune, si accelera, Guisarda SM in vantaggio, Grullo Clan all'esterno e alla corda rimane Galassia Bug con poi in quarta posizione Gordon Robin avanti a Grace di Casei. 15 per la curva di destra, Guisarda ASM cerca di tenere a distanza gli avversari a 500 dalla conclusione, Grullo Clan sempre all'esterno che si impegna in corda, Galassia Bug in attesa degli eventi c'è Gordon Robin, la retta di là in netta accelerazione in 14,3, 2,3,5 il miglio di gara, Guisarda SM che cerca la fuga, Galassia Bug sempre nella sua scia, al largo Grullo Clan che per il momento non progredisce, cerca di mettersi in mezzo alla pista ora Gordon Robin quando siamo all'ingresso della dirittura d'arrivo e Guisarda SM in vantaggio nei confronti di Galassia Bug, Grullo Clan, quindi Gordon Robin, Guisarda SM è sempre in evidenza, Guisarda ASM nel finale viene a vincere nettamente su Galassia Bug che è seconda, al terzo Grullo Clan. 29,2 ad arrivare uno 16,3 il ragguaglio cronometrico, successo in percorso di testa di Guisarda ASM. Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata per il training di Paolo Romanelli, i colori della ASM, vittoria della figlia di Vivid Wise AS in coast to coast. Facile assunto del numero 3 dello schieramento, Guisarda ASM, VP dell'Annunziata, Paolo Romanelli la ASM, al secondo Galassia Bug, al terzo Grullo Clan.